E quanta gente ci sta? Buonasera a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora l'impressione che certi magistrati vivano in una bolla alternativa alla realtà è sempre più dura a morire. Allora ci sono 3 arrestati per gli incidenti, ad ora, per gli incidenti, come dicono le cronache, per la violenza urbana diffusa vista a Torino alla manifestazione di quei galantuomini di Askatasuna. Ebbene, 2 sono stati scarcerati con obbligo di firma. Si tratta di 2 torinesi, Matteo Campaner e Pietro Desideri, che erano stati arrestati per resistenza pubblico ufficiale. Per entrambi la procura aveva chiesto la convalida dell'arresto e la misura in carcere, tra le altre cose per il lancio di pietre e bottiglie verso le forze dell'ordine. Un GIP del Tribunale di Torino invece ha deciso di mandarli a spasso con l'obbligo di firma, se troppo non li turba interrompere i loro aperitivi nella ZTL torinese, presumiamo, perché costoro nel 99% dei casi sono quelli che Pierpaolo Pasolini chiamava figli di papà, che già quando lui scriveva si dilettavano ad assalire e lanciare sassi contro i poliziotti, che già allora erano i proletari mandati in trincea e spesso poi sbertucciati. Il terzo soggetto in causa è invece Angelo Simoniato, 22enne di Grosseto, che è l'unico dei 3 che era stato arrestato perché identificato tra i 10 galantuomini che si sono accaniti contro un poliziotto a terra a cui era stato tolto il casco. Quel poliziotto, ricordiamo, era stato preso anche a bastonate e martellate. Simoniato non è uno di quelli che impugnava il martello o il bastone, ma insomma era stato riconosciuto in quel famoso video che ha fatto il giro del mondo. Anche lì la procura aveva chiesto in carcere, anche qui la GIP, scusate, perché è una GIP donna, la GIP di Torino Irene Gianni ha scelto diversamente, l'ha messo ai domiciliari, diciamo, sul suo divano. Questi 3, comunque la si veda e fatto salvo il garantismo formale che non deve mai venir meno, hanno partecipato appunto a quel sabato di follia, stando alla cronaca di guerriglia urbana, che dai suoi organizzatori, appunto i galantuomini di Askatasuna, era stato presentato, e l'ha detto il ministro dell'Interno Piantedosi in aula, quindi riferendosi peraltro a una specifica riunione avvenuta nell'Università di Torino, era stato presentato come la resa dei conti con lo Stato democratico e come uno spartiacque di una guerra di liberazione nazionale. Allora capite che 3 soggetti che vanno a un evento che ha queste parole d'ordine: resa dei conti con lo Stato e guerra di liberazione, e che sono fermati a vario titolo e con diverse accuse, o per aver lanciato oggetti, pietre alle forze dell'ordine, o per aver fatto resistenza pubblico ufficiale, o addirittura per essere in quel gruppo che si accaniva contro un agente a terra. Se il primo magistrato che trovano diminuisce già subito, diciamo, l'impatto dei provvedimenti e sostanzialmente sembra, al netto dei formalismi giuridici, dargli una pacca sulla spalla, capite che c'è qualcosa che non funziona, che c'è uno Stato o alcuni uomini di Stato che sembrano travolti da insondabile masochismo, mettiamola così. Sono poi spesso gli stessi che invece contro altri uomini di Stato, vedi gli agenti che in strada si difendono anche in palesi casi di legittima difesa, e lì invece la severità è massima, no? Perché sapete che a Milano c'è un poliziotto indagato per omicidio volontario in un palese, evidente, inevitabile caso di legittima difesa. E allora tutto questo ci fa dire che non tutti, ma alcuni magistrati che
camminano nelle nostre strade, frequentano le nostre città, li troviamo fianco a fianco, magari personalmente sono bravissime persone, non è una polemica sulle persone, ma oggettivamente vivono in una realtà parallela, in realtà albergano, dimorano in una bolla alternativa, perché se no tutto questo non si spiega. Grazie a tutti, a domattina.